Qual è l'idea della Sardegna che avete voi dell'IRS? Ma è l'idea che i grandi uomini hanno avuto. Io penso a Gandhi, a Nelson Mandela. Pensiamo a una Sardegna moderna, la pensiamo come un'agora mondiale. Vogliamo aprirci all'Europa, al Mediterraneo, al mondo intero. Quasi che si possa sperimentare Possiamo dare un esempio nuovo al mondo su come vivere. Noi incarniamo questa energia vitale, quasi un eros, no? Che genera vita e si oppone a Thanatos, che genera la morte, il potere. E questa è una grande direzione di senso, è un esempio una forma sperimentale. Ecco. Noi ci apriamo e vorremmo che le migliori intelligenze del mondo, le migliori sensibilità vengano in Sardegna. Non è un concetto chiuso, è un concetto aperto. Uscire dalle nebbie dell'autonomia che ci fa vivere quasi una catalessi esistenziale, è come viviamo una ipnosi negativa. Lo stato attuale per noi è così, un'agonia. IRS riprende in mano la storia e la lancia. Abbiamo una visione, in inglese la chiamano vision, è una traiettoria proiettica. Ma ecco. secondo lei la Sardegna quale modello dovrebbe ricalcare? Noi stiamo seguendo con molta attenzione il modello irlandese, tant'è che 3 nostri giovani laureati in economia li abbiamo fatti vivere per un periodo in Irlanda e quindi proponiamo il modello irlandese anche in Sardegna, ovviamente adattandolo all'isola, e ne vediamo un parallelismo molto interessante, in quanto è un'isola. L'Irlanda è un'isola, è indipendente, è ricchissima. Noi siamo un'isola, siamo autonomi e perennemente in depressione. C'è anche un altro esempio da fare. Nel nord Irlanda c'è un'altra Irlanda, l'Irlanda del Nord, che vive in depressione ugualmente perché è sotto il tallone di Londra, come noi siamo ancora sotto controllo dallo Stato italiano. Quindi a voi la scelta. L'Irlanda del Nord o l'Irlanda del Sud, libera e prospera, oppure questo parallelismo tra Sardegna depressa o Sardegna ricca, cioè in sintesi sovranità marcia insieme allo sviluppo. Noi pensiamo che indipendenza vuol dire di conseguenza ricchezza e benessere. Ma la Sardegna quindi ha la forza, secondo lei, per camminare con le proprie gambe in un periodo di crisi come questo? Ma è facilissimo, è più facile di quanto si pensi. Io penso che le idee modificano la realtà, la potenza dei concetti modificano la realtà. Riprendiamo il modello irlandese. Loro hanno fatto una scelta decisa, radicale, tassazione al 13,75, prodotto interno lordo più 8,2. I nostri giovani emigrano a Dublino e percepiscono stipendi pari a dai 700 ai 900 euro la settimana, perché il sistema anglosassone si paga anche la luce, l'affitto lo paghi la settimana. Allora dico, noi abbiamo un'Irlanda sotto i piedi, è lì, il modello è lì, ma forse, dico, i 2 blocchi di destra e di sinistra ci deviano in uno sguardo strabico. Noi abbiamo visto un'isola che diventa ricca, ricchissima. Ryanair è un esempio. Ryanair è figlio di quel processo. C'è un ragazzo di 42 anni, in pochi anni costruisce la flotta più potente d'Europa. Segno evidente che ci sono le condizioni di sviluppo. Oggi in Sardegna non ci sono condizioni di sviluppo. Un esempio è il Krenos e la Facoltà di Economia di Cagliari dichiarano che produrre in Sardegna costa dal 15 al 20% in più. Per cui nessuna attività in Sardegna in queste condizioni strutturali può avere sviluppo. Abbiamo la proposta pragmatica, concreta, che è
la fiscalità di sviluppo, abbassare la tassazione tipo l'Irlanda, e l'altro passaggio dovrebbe essere, anzi sarà, se noi vinceremo queste votazioni, la defiscalizzazione del mercato interno, perché oggi non esportiamo pressoché nulla, e però acquistiamo l'86% del fabbisogno. Allora, riprendere questo fabbisogno interno, il mercato interno, come ogni statista oggi si impone, proprio come lei diceva, sullo stato della crisi gravissima, controllare il mercato interno ingenererebbe una ricchezza e innescherebbe un processo virtuoso di sviluppo. Noi sappiamo che le condizioni di ricchezza per la Sardegna sono lì, sono presenti. Le faccio un esempio. Una pala eolica produce 1 milione di euro, una pala. I contratti accettati dal centro-destra e dal centro-sinistra si strutturano e si configurano, 98 alle società esterne, 2% quando va bene all'isola, e un fiume di miliardi che va via. Sono investimenti che non abbiamo deciso noi, ma che la classe politica di centrodestra e di centrosinistra hanno accettato. È un punto di vista, questo, autonomista classico, dove riconosce entità superiori. Noi non riconosciamo nessuna entità superiore, e l'altro punto di vista che noi proponiamo è fare quegli investimenti. E dopo 15 giorni che noi entreremo in regione, quei contratti devono essere rivisti perlomeno al 50 e al 50. È una questione, oltre che di quantità di soldi, è di dignità personale, perché simboleggia un concetto esistenziale che loro valgono 98 e noi sardi, come sempre, 2. È un concetto che ingenera depressione nei nostri giovani, che ingenera il complesso di inferiorità che ci hanno incarnato in 60 anni di autonomia. Come vede, il nostro punto di vista è liberatorio, è sovrano, e riemerge quel parallelismo, sovranità e ricchezza. Le nostre decisioni verranno prese per il bene dell'isola, non per il bene delle multinazionali o di altri stati che non sono i nostri. Voi siete tradizionalmente dei difensori dell'ambiente, ma ambiente e sviluppo possono andare a braccetto? Ma guardi, non lo diciamo noi, lo dice il mondo intero. Siamo arrivati a una linea spartiacque. O continuiamo con quello sviluppo e quindi ci lanciamo verso una morte rapida del pianeta, o invertiamo la tendenza. E Obama insegna. Investirà miliardi e miliardi di dollari su quel settore. E siccome la Sardegna non è fuori dal mondo, noi vogliamo seguire quella traccia, anche se l'abbiamo già partorita almeno 5 anni fa. Un passaggio sull'ambiente è molto importante anche per porre una alternativa a quello che lei chiamava servitù militari. Basterebbe un quadrato di 4 km per 6 di solare termodinamico, quello che Rubbia stava sperimentando in Sardegna e che però è stato mandato via, è stato costretto ad emigrare in Spagna. Noi vogliamo rilanciare quel progetto e bastano, le ripeto, 4 km per 6 per arrivare all'autonomia energetica di tutta l'isola, e quindi proporremo, sostituiamo la base militare con sviluppo ambientale. È una riconversione che noi riproponiamo, dove lì ci saranno migliaia e migliaia di posti di lavoro. Ma è vero che lei è tifoso dell'Inter? Lei Io è sono diventato un indipendentista? Io sono diventato tifoso dell'Inter quando ho visto i bilanci della Saras. Ibrahimovic l'abbiamo comprato noi, i sardi, coi soldi che il signor Moratti sta drenando dalle sue attività in Sardegna. Ho scoperto l'altro giorno che il signor Moratti vende il metano a 100 euro, più caro di tutte le raffinerie d'Italia, che c'è un parco eolico a Ulassai di 40 pale, per cui noi gli regaliamo 100 milioni di euro all'anno. Questa storia è vergognosa, per cui sono tifoso del Cagliari, della Torres e dell'Inter, perché è nostro. L'Inter è dei sardi.